Eccoci qua, nuova diretta, 4 marzo 2026. Un attimo che vado anche su Instagram, così iniziamo. Ok, dovremmo esserci anche su Instagram. Intanto, buona serata. Ho appena finito una consultazione con un ragazzo, mi è venuta voglia di fare questa diretta per darvi un dettaglio particolare che ho visto molto comune nelle ultime consulenze che ho fatto negli ultimi giorni. Il dettaglio comune è che il trauma ha aperto la via o aperto la porta al cambiamento. Il cambiamento può essere eventualmente anche, ciao Matteo, eventualmente anche negativo, non solo positivo. Nel lungo termine però potenzialmente è sempre positivo. Quando dico trauma, in queste 2 consulenze che ho fatto ultimamente, negli ultimi giorni, il primo trauma era quello di un trauma, diciamo, visivo. Stiamo parlando di vivisezione. Il fatto di vedere degli animali maltrattati eventualmente o comunque delle realtà molto forti per questa persona, per questa donna di mezz'età, ha fatto scaturire tanta pressione addosso, tanta ansia, tanta paura, quindi una serie di traumi, poi anche magari successivi uno dall'altro. Quando noi parliamo di traumi, non parliamo solo di un evento in particolare dove tutto è scaturito, tutto è arrivato. Può essere anche un periodo in particolare, poi dopo questo il corpo è andato in ipertensione. Quando dico ipertensione non parlo solo di ipertensione sanguigna, ma stiamo parlando anche di ipertensione a livello del sistema nervoso centrale, cervello e midollo spinale, dove poi tutti gli altri dove tutti gli altri poi organi vanno a sfociare. Spero che mi sentiate. Ok, ho sempre questa paura che inizio a parlare per 30 minuti e poi il microfono non va, quindi spero che qualcuno mi scriva in chat perché la vedo, sono in diretta, che mi dica che mi sente, che mi dica qualcuno che mi state sentendo, insomma. Quindi diciamo stiamo parlando di trauma. E in questa persona di mezza età, tutto è iniziato da questo periodo stressante in cui ha visto questo maltrattamento di animali. Nell'altra casistica, quindi sono 2 sintomi totalmente differenti che stanno cercando di risolvere. Grazie Matteo, grazie mille per aver scritto. Nell'altra consulenza stiamo parlando di sintomi di gastrite odierna, o comunque post gastrite, perché la gastrite, insomma, è stato il principale sintomo quando tutto è iniziato, la prima causa, poi piano piano neanche la causa, diciamo le prime ondate. Però in questo caso, su questa persona, tutto è arrivato dopo uno stato di allarme creato da un altro trauma, la mancanza di un amico caro. Tutto il resto si è andato poi a sommare, okay? Quando noi arriviamo in questa situazione di dolori o sintomi diciamo persistenti, non dobbiamo pensare sempre: "Ah, quello è quello che ha fatto scaturire tutto". Prima c'è sempre stato una sorta di mancata tolleranza allo stress, mancata resilienza e da lì, da quell'evento in particolare, una serie di eventi, i sintomi sono arrivati. Ma passa molto tempo prima che i sintomi arrivano e quindi è difficile, lo so, poi fare mente locale e dire: "Quand'è che è iniziato tutto?" Ma c'è sempre, e dico sempre, un evento emotivo scatenante o una serie di eventi emotivi scatenanti. Ecco perché poi mi sembra assurdo quando, nonostante la persona sa che è una questione, diciamo psicosomatico a livello emotivo, diciamo la causa o la radice,
È assurdo quando poi passano, ne so, 2 anni, e la persona inizia a pensare: "Ma vuoi vedere che magari invece che quello che era successo nel passato con i miei, traumi, le mie cose, il problema è anche fisico", e quindi inizi ad andare eventualmente a farsi fare degli accertamenti, e da là inizia un ciclo infinito, di visite, perché purtroppo i medici non sono, la maggior parte dei medici, non tutti, molti professionisti non sono verso questa via olistica, ma sono più verso, improntati più verso il corpo. In medicina, in medicina, in fisioterapia, io sono un fisioterapista, sono laureato in fisioterapia. Il dolore cronico viene studiato molto poco. Il sonno, l'igiene del sonno viene studiata pochissimo, forse 1 ora su 4, 5 anni di studi. A livello medico il sonno non viene per niente gestito, l'ansia non viene per niente gestita. Sì, viene gestita in ambito psicologico, ma lì manca poi il corpo. Quindi quando andiamo a fare tutti questi giri di visite, quello che vi chiedo ragazzi è di anche prendervi la responsabilità voi su quello che quei referti vi dicono. Perché se aspettate l'ennesimo medico che vi dice: "Fai questo, fai l'altro, fai quest'altro", a volte vi può fuorviare. Nel senso che un medico vi può dire quello che avete nel corpo e molte volte non raggiunge poi la causa, perché non la può vedere a livello di una risonanza, non la può vedere a livello di un'ecografia. Perché se la vedeva a livello di una risonanza o un'ecografia, vuol dire che c'era un problema, diciamo, o meccanico o organico, che eventualmente è grave. Okay, quindi, siamo fortunati noi che soffriamo di dolori persistenti o sintomi persistenti, che non si trova nulla a livello organico. Anche dal punto di vista di infiammazione, l'infiammazione può essere una conseguenza, non la causa. Perché in questo caso, nell'ultima consultazione che ho fatto con questa persona che soffre di dolori a livello, diciamo, di intestino, comunque, stiamo parlando di gastrite, in questo caso, la gastrite è arrivata magari da un'infiammazione, sì, ma dopo 3, 4, 5, 6 mesi, 1 anno, non è che quell'infiammazione continua costantemente, okay, viene alimentata eventualmente da paure, da preoccupazioni. Le preoccupazioni in questo caso, nel mio caso, nelle persone che seguo, sono sempre 2. Una a livello di sintomi, quindi quando noi pensiamo principalmente che la depressione causa dolori cronici o sintomi cronici, in realtà la depressione può essere arrivata dopo, a causa quindi dei sintomi cronici. Ma la causa dei sintomi cronici non era la depressione ed eventualmente non era solo l'ansia, okay? Perché in questi casi, quasi la totalità, un attacco di panico può aver poi aperto a un'allerta costante dei sintomi. Quindi l'ansia può arrivare dopo, ma c'è sempre una sorta di build up, una sorta di incremento di pressione addosso. Quindi se noi vediamo questo chiaro collegamento tra vedo la mia vita, la pressione che il lavoro mi dava, le relazioni mi davano, o qualche evento in particolare che, insomma è successo nel passato, la mancanza di un amico, il divorzio, il lutto di un padre e una madre, o di una compagna e un compagno. Quelli sono chiari, elementi da mettere in una sorta di diagnosi. Vi sfido a farvela voi la diagnosi molte volte, cioè nel senso che voi potete andare da diversi terapisti e chiedere al nutrizionista una dieta in particolare per la gastrite, potete chiedere a un medico che non ci sia un tumore o qualcosa, diciamo, di grave a livello dell'intestino, comunque in quella zona del corpo, e voi prendete insomma tutti questi tasselli, li potete mettere assieme, lo so che è difficile da parte vostra,
ma notate che non è quasi è rarissimo che un fattore solo risolve poi tutto. Perché se stiamo parlando di un fattore emotivo, va poi eventualmente a sfociare in corpo, infiammazione, contrazione, quindi può diventare parestesia, può diventare problema di pelle, potrebbe diventare emicrania, potrebbe diventare ansia generalizzata, quindi il problema che questo sintomo io lo sento e non riesco a liberarmene e più tempo passa e più mi preoccupa. Quindi in questo caso di questo giovane ragazzo non era solo il fatto che il mio amico è mancato, ma il fatto che mi ha aperto la mente alla malattia, che qualcosa può succedere immediatamente da un giorno all'altro, una persona può mancare da un giorno all'altro, e allora anch'io posso mancare da un giorno all'altro. E inizio a pensare che il problema potrebbe essere anche mio domani, magari, no, e quindi le preoccupazioni iniziano a diventare sempre più forti. Magari inizio a dormire anche meno e inizio a soffrire di insonnia. E l'insonnia cosa mi porta a fare? Ad avere pressione, sanguigna alta, problemi di stitichezza, ovviamente il non dormire bene mi fa performare bene, meno a lavoro, l'autostima va giù e quindi se l'autostima va giù, ho paura anche a magari perdere il lavoro, perché non mi sento in grado del lavoro che sto facendo. Ora in questi anni con l'artificial intelligence molte persone dicono: "Ma chissà io tra 1 anno o 2 se ancora ho il lavoro". Un giovane ragazzo può pensare che, vuole anche viaggiare. Questa persona infatti mi diceva: "Io voglio viaggiare, sono molto giovane", stiamo parlando di meno di 25 anni. Una persona vuole viaggiare, ma con queste problematiche di gastrite, sensazione che insomma lo tiene bloccato, lui si sente bloccato, non vuole fare quel passo ulteriore, perché quello potrebbe essere un ulteriore stress. Quindi in un caso c'era una questione di gastrite, nell'altro caso c'era una questione di iperacusia o acufene. Anche questo non è che è arrivato per caso. Prima ci sono stati altri sintomi, esempio quelli di fibromialgia o neuropatia del budendo. Ora noi possiamo andare a analizzare eventualmente il perché e il per come un sintomo nasce nello stomaco o nasce o sfocia nella testa, come magari emicrania e mal di testa. Ma non è tanto quello adesso il topic di questa diretta. Il topic di questa diretta è dire che c'è sempre un trauma, o con la T maiuscola o con la T minuscola, che crea, il problema o che ha aperto il problema. Tutti i sistemi nervosi sono, diciamo, neuroplastici. Quando dico neuroplastici vuol dire che si adattano e si adattano principalmente al pensiero e alle credenze. Quindi se noi pensiamo che questa problematica è incurabile o me la devo tenere per tutta la vita, te la terrai per tutta la vita. Molte persone che hanno sofferto di fibromialgia, che è semplicemente un'etichetta, vanno a vedere i classici gruppi Facebook dove tutti soffrono di fibromialgia e nessuno risolve. E ovviamente se tu ti metti in mezzo a un ambiente di persone che non hanno mai risolto, le tue credenze, i tuoi pensieri saranno verso, quella negatività, di catastrofismo. La stessa cosa nella neuropatia del pudendo, la stessa cosa nell'emicrania, la stessa cosa nella bocca urente, la stessa cosa nella cervicalgia, nel mal di schiena. Tutte le persone che stanno in questi gruppi Facebook e vi invito a eliminare, a non entrarci più, perché vi fuorviano, cioè vi fanno andare fuori strada. Qua stiamo parlando di pensieri negativi che creano comportamenti e questi comportamenti
creano abitudini. Queste abitudini possono diventare croniche, quindi persistenti, e non uscirne eventualmente più. Quindi, qual è la differenza tra una persona che, anche se soffre di boccorente o si soffre di gastrite o che soffre di mal di schiena, poi diciamo perché va a risolvere? Uno, perché quell'ambiente in cui è stato prima, quindi fatto di paura, di credenze limitanti, è un ambiente che si è disintegrato, la sua identità si è disintegrata, perché vi invito a notare quando i sintomi sono molto forti è perché hanno seguito, sicuramente delle paure di qualche giorno prima o del giorno stesso, e ci sono state delle eccezioni ad ogni persona che io ho seguito, anche prima che io abbia seguito quella persona, in cui il dolore o i sintomi non erano così intensi. Guarda caso in periodi più felici, periodi magari anche solo di un giorno. Ma in un sistema nervoso ipersensibile, fatto di paura, di preoccupazione, di terrore, la gioia e la gratitudine non sono cose normali. Vuol dire che tu non riesci a vedere nessuna luce di fronte a te, okay? Molti di voi hanno anche pensato addirittura al suicidio, perché non se ne parla mai, ma sono sicuro che ci avete pensato. E mi dispiace fortemente, perché quella cosa non dovrebbe esistere in una società normale con una medicina olistica, mente corpo, dove non si corre necessariamente a 100 all'ora ogni giorno. E non dovrebbe esistere, perché la responsabilità è un po' 50 e 50. Nostra, insomma, nelle nostre intendo della parte dei pazienti, dei clienti, e quella della medicina, che dovrebbe istruire. Quando non istruisce, ci sono questi problemi gravissimi, dove tutti queste problematiche croniche sono aumentate veramente tantissimo, esponenzialmente negli ultimi anni, un po' per ignoranza, un po' perché andiamo sempre più veloci, un po' perché siamo sempre più digitali e quindi, essendo sempre più digitali, vediamo sempre e in continuazione roba che ci porta paura. E vi ricordo che la paura vende tantissimo. Se io faccio un video e lo inizio con un problema e quel problema lo faccio diventare più grande, sono sicuro che quel video performa meglio. Esempio: tu soffri di emicrania. L'emicrania è un problema che ti può andare a precludere o comunque a impattare la relazione sociale con la persona con cui stai vivendo, e questa persona eventualmente potrebbe lasciarti perché senti tu emicrania da 10 anni e non ha più voglia di stare dietro di te. Okay, questa cosa che ti sto dicendo può farti rimanere incollato a quello che ti dirò dopo. Quindi ti fa capire che la paura vende, la paura è qualcosa che ci attira. E la stessa cosa succede con le news del dei telegiornali, con questa cosa che con quella stessa con quello stesso trauma di questa persona che ho visto ieri, che era molto diciamo è rimasta molto mortificata e traumatizzata, da animali che vengono ammazzati perché devono eventualmente essere mangiati, piuttosto che, ci sono animali che insomma li usano per test, farmacologici o eventualmente altre cose. Quando però noi ci nutriamo di terrore, paura e qualsiasi cosa negativa, quello diventa la nostra realtà. E non sono io a dirvelo, cioè lo vedete voi direttamente, non vi devo convincere su questo, giusto? Dobbiamo noi capire però che c'è un filtro. La nostra mente è anche un filtro e siamo noi a decidere se il pensiero lo vogliamo fare entrare dentro il nostro subconscio oppure no. E beh, tutto quello che c'è stato nel passato e fino ad oggi non lo possiamo eventualmente cambiare,
ma possiamo cambiare quello che noi crediamo di quel passato. Quindi quando il sistema nervoso capisce che ci sono dei collegamenti chiari sulla parte emotiva, non devi necessariamente andare a fare qualcosa di fisico per risolverlo, per risolvere il tuo sintomo, ma andare sulla radice emotiva. La radice emotiva, cosa sto parlando? Sul presente puoi, per esempio, cambiare i tuoi pensieri, oppure notare i tuoi pensieri. La scrittura espressiva ti aiuterà a notare i tuoi pensieri. Voglio prendere anche in considerazione uno degli ultimi commenti che mi è stato fatto da una persona su Instagram, su YouTube. Francesco Fiorillo: "Io mi sento sempre più strano e non so più che fare per uscirne. A parte ad avere sempre pensieri molto veloci, che siano canzoni o altri tipo di pensieri e ansia annessa, mi sento sempre come se ci fosse qualcosa che non va. Ultimamente ho visto che anche ho carenza di vitamina D, colesterolo leggermente alto, ma non ho mai avuto ciò. Psicologicamente faccio fatica e sto così da 2 anni, cosa posso fare?" Ora, in un commento del genere, Francesco, non sono riuscito a rispondere e non riesco a rispondere a molte di questi commenti. Sono molto generici. Quindi voi dovete capire, ragazzi, che io ho fatto più di 1000 video, ehm, e in 1000 video ho dato una marea di informazioni. Voi potete stare in un commento come questo, per quanto io voglia aiutare per come posso la persona, quanto posso dire? Quello che posso dirvi è: guardati una delle mie dirette, una delle mie meditazioni, molti di voi le vedono. E da lì pozzo già solo il fatto di seguire una meditazione per ogni giorno, per 14 giorni, può darti un beneficio, okay? Anche solo questo, ma da qualche parte si deve iniziare e l'inizio arriva però da te, non da una persona che ti dice cosa devi fare. Okay, non per filo e per segno: "Okay, adesso fai questo e dopo fai questo e dopo fai questo ancora." Gli indizi che posso darvi sono relativi all'igiene del sonno, okay, il fatto di alzarsi sempre alla stessa ora la mattina può, darvi una mano e di andare a dormire, non necessariamente presto, se soffrite di insonnia, ma di andare a dormire quando siete stanchi. Il tempo che in cui passate a letto, per esempio, questo ve lo dico per quelle persone che soffrono di ansia. L'ansia generalizzata può anche essere data da una questione che s cui si dorme male, che si dorme male o comunque non si dorme, si soffre di insonnia. Il tempo in cui voi state a letto a rimuginare e non dormite, se soffrite di insonnia, è tempo, perso, ma non perso perché dovreste fare qualcos'altro, ma perché così state dicendo al corpo che va bene stare nel letto a rimuginare. E se lui sa che quel momento sta rimuginando il corpo, lo farà eventualmente anche domani, dopodomani, dopodomani ancora, perché è abituato a farlo a letto. Quindi uno dei consigli che posso dare alle persone che soffrono di insonnia o comunque altre persone che mi hanno scritto nei commenti, è di andare a dormire solo quando ci si sente stanchi e di andare a sembra una cavolata adesso che vi sto dicendo, andare a dormire solo quando ci si sente stanchi. Tu dici: "Vabbè, grazie, lo sapevo anch'io." Ehm Ma è controintuitivo il fatto di alzarti dal letto se non dormi, anche se sei stanco, ma non stai dormendo e sei in rimuginio, ti alzi dal letto e fai un po' di scrittura espressiva. Dura anche solo 10, 15 minuti. Quindi non state a letto nel momento in cui rimuginate se soffrite di insonnia, okay? Ovviamente ci sono dei giorni in cui non si riesce a dormire perché si pensa a qualcosa ed è normalissimo, ma quella non è insonnia cronica. L'insonnia cronica arriva dove veramente per un mese io non riesco a dormire, non riesco ad addormentarmi o se mi alzo la notte a metà nottata non riesco a riaddormentarmi.
Quindi questo è per esempio uno dei consigli: alzarti sempre alla stessa ora, anche se la notte non hai dormito, per esempio le 6 e mezza, le 7, e anche se non hai dormito la notte, perché quello che succederà è che il corpo alla sera, quella sera lì o la seconda sera, crollerà e dormirai per forza perché è veramente in una situazione, di astinenza al sonno. Quindi ci sono anche ehm, altri tips, altri consigli sul sonno, però ci metterei tantissimo a dirveli tutti. Questo è sicuramente uno. Sul mio canale YouTube potreste penso che io abbia fatto già un video pubblico sul sonno. L'esposizione alla luce subito appena ti alzi per 5, 10 minuti è essenziale. Se ti alzi ed è importante alzarsi a un orario, diciamo non decente, ma che va dalle 6 alle 8 massimo, perché lo so che molti di voi lavorano e quindi già si alzano a quelle in quegli orari, ma le persone che magari non stanno lavorando per qualsiasi motivo, e si alzano alle 10 e poi soffrono però di insonnia, quello è un problema. Alzarsi troppo tardi, dopo le 9, può essere un problema, per una questione di ciclo circadiano. Okay, ora sto entrando in un ramo in cui non volevo neanche entrare, sull'igiene del sonno, perché, tutto questo è in Neurobalance tra l'altro, c'è proprio una settimana mirata al sonno. È importante il sonno perché riequilibra il sistema nervoso, quanto una meditazione. Infatti, la meditazione e sonno, gli stati meditativi, gli stati di sonno sono simili, hanno le stesse frequenze. Ciò non vuol dire che se mediti puoi non dormire. Anche questa cosa delle 8 ore di sonno al giorno, non ha senso parlare di 8 ore di sonno, non siamo macchine, perché viviamo una vita fatta eventualmente di stress, c'è, il periodo della vita in cui tu dormi 6, 7 ore, c'è il periodo in cui dormi 5 ore e c'è il periodo in cui dormi 10 ore. Esempio, i bambini dormono molto di più degli adulti e più avanti vai nella vita meno dormi. Se stai vivendo un periodo postmestruale, postmenopausa o menopausa, il sonno è impattato, okay, ed è normale, è ormonale questo cambiamento. E lo stress, può cambiare quell'equilibrio, però anche dormire 6 ore, 7 ore non è un problema. L'importante è come ti senti nella settimana, okay, può essere che un giorno dormi male e quindi, tu soffra di insonnia. No, non soffri di insonnia. Se invece è sempre così per un mese e non riesci mai a dormire per un mese o non ti addormenti e ti addormenti oltre i 90 minuti, per esempio, lì è probabile che tu soffra di insonnia. Andiamo su quel caso, riguardo alla persona che soffriva di iperacusia o acufene. Tutte queste problematiche sono date eventualmente da microcontrazioni, che siano acufeni, che siano iperacusia, potrebbero essere o di contrazioni o di iperallerta da circuiti neuronali sensibili o ipersensibili. Quindi i percorsi neuronali, esempio cervello-corpo, son percorsi dati da nervi, giusto? E questi nervi conducono energia elettrica e chimica, tutti e 2. Quindi anche se non trovi nulla a livello della risonanza e tu pensi: com'è possibile, me lo sto inventando?" No, perché quelle risonanze funzionali al cervello potrebbero indicare un'iperallerta del sistema nervoso. Il problema è che sono tutte risonanze funzionali che si fanno in ambito di ricerca scientifica e noi in Italia siamo molto, 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 molto indietro, direi proprio all'ultimo posto forse in Europa riguardo alla ricerca scientifica.
per una questione sia di fondi che di ignoranza. Quindi se, volete veramente vedere qualcuno che è migliorato, con la vostra casistica particolare, perché mi arrivano veramente tante mail di persone che dicono: io ho gastrite, io ho iperacusia, o io ho questo e quell'altro", tutti sintomi magari differenti, e mi dicono: "Questo funziona per me, il tuo approccio potrebbe funzionare per me". Lo dico una volta per tutte: andate sul sito web venezianotherapy.com e lì c'è una sorta di test che puoi fare. Oltre quel test, vedi insomma il punteggio, se è un punteggio alto, ti dirà il test cosa vuol dire alto, c'è buona probabilità che la tua problematica sia chiamata dolore neuroplastico nociplastico. Cosa vuol dire neuroplastico nociplastico? L'ho detto 100.000 volte, ma in sostanza è il sistema nervoso che è ipersensibile. Le tue problematiche sono sicuro che, anche se tu pensi siano rarissime, ci siano delle testimonianze di colleghi in America, negli Stati Uniti, che hanno risolto la tua problematica, perché io sono una persona in Italia e con tutte queste problematiche che ci sono, siamo milioni di persone, e probabilmente io non ho una casistica che ho seguito col tuo problema, okay? Anche se io posso capire se una problematica è al 90% nociplastica o neuroplastica, data dalla tua vita, dalla tua storia di vita, dei tuoi sintomi, magari però non ho avuto una casistica che io ho seguito personalmente. Io stesso, quando ho risolto il dolore nociplastico alla cervicale, che durava per 5 anni, non l'ho risolto perché sono andato eventualmente a sperimentare su di me a caso. È perché l'ho visto da altre persone che avevano risolto. Sicuramente dal libro del dottor Sarno, ma dopo quello ci sono state altre testimonianze in inglese negli Stati Uniti, che ho visto. Quindi potete scrivere, per esempio, so che Dan Buio è un altro terapista che fa il mio lavoro negli Stati Uniti, Alan Gordon, Howard Schubiner. Insomma, se voi scrivete testimonianza, emicrania, mind body syndrome, okay, trovate sicuramente una marea di persone che hanno risolto. Il problema è che noi ci vediamo in questa piccola bolla italiana, dove le persone si lamentano e basta, perché non hanno risolto una problematica, e quando dico si lamentano e basta, non voglio dire che il problema è vostro, okay? Voglio dire che purtroppo non avete degli esempi o la quantità di esempi adeguata da rimanere fiduciosi che quella problematica che sentite è risolvibile. Perché se tu vai a vedere 100.000 testimonianze all'estero, vedrai che molte hanno risolto. Esempio: hai senti boccorrente? Boccorrente, comunque problematiche di lingua, sensazioni di dolore alla lingua. Io personalmente ne ho seguite pochissime, si contano in una mano, ma se andiamo a vedere e scriviamo, in inglese boccorrente, adesso come si potrebbe dire, mouth, non mi ricordo in inglese, comunque ve lo dirò. Burning Mouth, okay, e lo scrivo in inglese su YouTube, Burning Mouth Mind Body Syndrome, ehm, e poi scrivo testimonianza in inglese come si dice, testimonial, okay, e vedete sicuramente una persona che è guarita da quella tipologia di problema. E che poi però se voi state dentro questa piccola bolla italiana con i gruppi Facebook, non ne uscite più. Quindi evitate. Io infatti non sono più entrato. Poi qualcuno, arriva da me dicendo che magari ha visto qualcosa, riguardo a me su un gruppo Facebook, e io penso: "Ma quanto tempo è passato? Forse qualche anno, forse 2, 3 anni fa l'avevo messi". Ogni tanto capita, di condividere qualcosa su un gruppo, ma è molto raro che lo faccio perché
le persone che stanno in un gruppo Facebook hanno una mentalità molto negativa purtroppo, perché non è una problematica loro di mente, è perché l'ambiente è molto negativo. Nessuno sta in un gruppo Facebook se ha risolto. Fateci pensateci. Se io ho risolto, non sto in un gruppo Facebook, cioè se io ho risolto l'emicrania che durava 5 anni e l'ho risolta, ma secondo voi io sto ancora a guardare tutti i commenti, tutti i post delle persone che sono all'interno? Sì, forse una volta ogni tanto posso andare, però poi magari non ci vado più. Ehm, okay. Quindi vi invito veramente a andare alle fonti americane che sono principalmente quelle con più ricerca scientifica. In Italia arriviamo molto tardi, purtroppo. Se ci sono dei siti web che posso consigliarvi, Symptomatic, adesso magari ve lo metto, Symptomatic Pain, o Asymptomatic Pain. Facciamo così, ve li metto in descrizione di questo video, perché veramente non voglio darvi solo le mie di risorse, perché questo lavoro è più grande di quello che io posso sostenere, purtroppo. Sono 1 su 5 italiani che soffrono di dolori cronici e anche la responsabilità che in questo momento ho sentito di mettermi addosso era molto, molto alta. E vorrei anche dirvi che non sono l'unica persona che fa questo, ci sono tante altri, persone che insomma fanno il mio lavoro all'estero ed eventualmente dico spesso: "Okay, se non ti posso seguire io perché non c'è un match magari tra il cliente e il terapista, è utile che si vada a vedere anche altri terapisti che fanno lo stesso lavoro e notate chi vi ispira di più. Pain and Reprocessing Therapy, okay, è un sito web tra l'altro, vediamo se io Pain Reprocessing Therapy. Vediamo se ve l'ho condiviso adesso. Okay, non so se lo vedete, forse solo su Facebook. Comunque in inglese Pain Reprocessing Therapy, quindi PRT. Questa è una terapia che tra l'altro è il tracciamento somatico, se conoscete le mie meditazioni, è una terapia che si fa sui dolori persistenti. Un'altra terapia che indico è sempre quella del tapping EFT oppure Optimal EFT. Questo è un qualcosa di un po' più di spirituale, sempre in ambito meditazione. La scrittura espressiva, il movimento fisico. Quando dico movimento fisico può essere, generalizzato. Se una persona soffre di dolori persistenti, probabilmente va a evitare certe situazioni. Esempio, questa volta per questa persona che soffriva di iperacusia o acufene, sull'iperacusia per esempio l'udito è aumentato, cioè io sento molto forte dei suoni che dovrebbero essere, diciamo, neutri per il mio orecchio, però per il mio orecchio diventa molto forte sentirlo. Quindi pian piano, ci sono delle pratiche di esposizione al suono, piano piano, quindi gradualmente, che vanno a abituare, diciamo, l'organo a a sentire quello che deve sentire, non a quel volume. Anche se il volume è basso, piano piano il volume viene aumentato nei minuti o comunque nei giorni o nelle settimane o nei mesi, fino a che l'orecchio, diciamo, capisce che può sentire quello che sta sentendo. Può sentire senza sintomi e che il sintomo non è necessariamente qualcosa di malefico, ma è una sorta di abitudine, no, e non è un'abitudine cioè quando dico abitudine non vuol dire che vi dovete abituare al sintomo. Sto dicendo che l'organo, comunque il corpo, capisce che quei sintomi non sono dannosi o non sono allerta, non sono errori o non sono, messaggi di danno e quindi quando il corpo è
in una situazione di calma, che attribuisce queste cose che sta sentendo come neutre, piano piano inizia a non attivarsi più. Ma però questo quando arriva? Quando l'ansia, quando le preoccupazioni vanno giù. Infatti il primo tassello di ogni terapia è la psicoeducazione. Psicoeducazione, capire che i nostri sintomi sono creati da principalmente emozioni, da pensieri. E piano piano con la meditazione, con la scrittura, con anche il fatto con la respirazione, possiamo riequilibrare il sistema. È un processo molto, molto, molto lungo. Quando le cose non vanno, per il meglio è perché, qualche ancora delle radici emotivi sono ancora potenti e stanno dettando i nostri pensieri principalmente. Okay, se avete delle domande ragazzi fatemele. Qualcuno dice che è aria fritta, va bene, non posso piacere a tutti e non siete insomma neanche obbligati a stare. Okay, se non ci sono domande io sono in chiusura. Penso che questa cosa insomma fosse stata qualcosa di importante, parlare di comunque di post traumi e dolori persistenti. Francesco, sì, l'ho letto infatti. L'ho letto e ho risposto. Cosa si può fare con tutto ciò? Quindi andiamo alla pratica, giusto perché magari, non ho risposto completamente. Cosa si può fare? 1, leggete il libro del dottor Sarno, non vi dico neanche di leggere il mio. Leggete il libro del dottor Sarno, Guarire la mente, curare il dolore, lo trovate su Amazon. Poi se volete leggere il mio, leggete anche il mio, che trovate sul mio sito web venezianotherapy.com. Una volta che avete letto quello, potete decidere eventualmente, di fare delle meditazioni, del mio canale. Questo è tutto in modo gratuito, perché non voglio neanche dirvi entrate in Neurobalance, anche se ve lo consiglio, se soffrite di dolori persistenti. Ma siccome c'è una selezione in tutto ciò e non tutti riescono a entrare, ci sono insomma posti limitati, quello che potete fare è informarvi con testimonianze estere, principalmente sulla vostra casistica. So che Dan Buio nel suo canale YouTube ha fatto tantissimo. Scrivete Dan Buio, che sembra un cognome italiano, probabilmente lo è. E lui ha forse quello che ha messo più testimonianze su YouTube riguardo alla Mind Body Syndrome. Ogni testimonianza vi fa capire cos'è che, ha risolto per quella persona. Quindi principalmente sono stress emotivi. Stress, traumi o trigger, come li chiamo io. Trigger. Il tapping EFT, tracciamento somatico. Insomma trovate tantissimo gratis anche su questo canale. Quando mi chiedete cosa devo fare, vi vorrei dire: guardati i 1000 video che ho fatto su YouTube, se vuoi spendere 0. Se invece non hai tempo, puoi semplicemente, scrivermi una mail, oppure ancora meglio prenotare una consulenza. Non riesco a rispondere a tutte le mail e tutti i commenti, però spero di fare abbastanza con questi video. Anche se a volte non riesco a dire tutto quello che voglio, nelle meditazioni, cerco di essere più pratico possibile. Ho messo molte meditazioni in questo canale, quindi fatevi le meditazioni, o almeno una volta al giorno. Patrizia, peccato però che parlano in inglese. Lo so ragazzi, ci sono i sottotitoli però. Ci sono i sottotitoli per ogni canale, per ogni video, se andate su quelli americani, ma se volete andare sulle maggiori testimonianze che abbiamo nel mondo sono negli Stati Uniti.
Quindi lo so, siamo nel 2026, ragazzi, l'inglese è diventato molto, molto comune, da capire, da parlare, anche se in Italia siamo molto indietro. Questo però non vi deve demoralizzare, perché potete comunque avere i doppiaggi, su YouTube. Grazie Stefania per il complimento. Okay, io ragazzi sono in chiusura. Le frequenze che guariscono aiutano? Okay. Dovete capire che le frequenze lavorano sui sintomi, non sulle radici eventualmente. Le radici son quelle emotive. Se il trauma viene risolto, comunque quelle credenze che vi turbano vengono risolte, e vengono risolte, a mio parere, con 2 o 3 tecniche: tapping, scrittura e meditazione. Ehm Quelle sono le radici. Le frequenze, il mangiar meglio, tutto fa, ma andiamo sulla superficie. Il magnesio, la vitamina D, andiamo sulle radici, altrimenti non avremo non so quanti milioni di persone con dolori e sintomi persistenti. Patrizia: "Ciao, adesso per dolore al coccige", adesso lo faccio vedere, mi consigliano onde d'urto, è da 6 mesi che ne soffro. Le onde d'urto ne ho fatte tantissime, per la mia parte pelvica, quando soffrivo di dolori pelvici. Non ho risolto niente io, però ogni caso è a sé. Patrizia, io penso che tu non abbia solo dolore al coccige. Se non ricordo male c'erano altre sintomatologie. E il chiaro forse era chiaro la quadra nociplastica o neuroplastica. Il dolore al coccige, tra l'altro, ho una testimonianza fatta tempo fa. Se andate sul mio sito web trovate la playlist su testimonianze. Una delle prime era proprio al dolore al coccige, magari rivedetela e vi dà qualche informazione su questo. Comunque anche il dolore al coccige può essere nociplastico e neuroplastico, tra l'altro, okay? Le onde d'urto possono dare un sollievo, eventualmente, ma dobbiamo capire veramente se il problema è al coccige o nel sistema nervoso, e questo lo si capisce solo con una eventuale diagnosi di un medico che non vi so indicare in questo momento in Italia. Ce n'è uno in particolare, che insomma Howard Schubiner, che anche lui è americano. In Italia non ne conosco purtroppo, ma so che ci sono e ci stanno arrivando insomma. Altrimenti, sul sito web, quel test lì che trovate sul mio sito web vi può dare un'informazione perché è stato fatto da Howard Schubiner. Ehm, quindi consigliamo onde d'urto? Non le consiglio. Se il problema è neuroplastico, non ha senso. Se invece è un problema di trauma, un impatto, tutto quello che io non gestisco, magari funziona. Però se ne soffri da 6 mesi probabilmente è già persistente e quindi ci sono delle problematiche più emotive, principalmente. Un'altra cosa e veramente poi chiudo, l'altro ragazzo che ho sentito oggi in consultazione mi aveva detto che tutto era iniziato con dei sintomi di ansia, principalmente attacchi di panico, e dopo il problema è sfociato in gastrite, ma l'attacco di panico e l'ansia non l'ha più sentita. Quindi potete vedere anche queste caratteristiche del: oggi sento questo sintomo e poi c'è un'altra problematica e non sento più quella di prima. Oggi ho problemi al coccige e domani ho cervicalgia e poi il coccige è guarito. Cioè queste cose non hanno senso di esistere se è una problematica organica. Quindi le onde d'urto non hanno senso di esistere in queste problematiche. Però dovete farvi voi dovete essere voi a decidere, io non vi posso dire cosa fare. Non sono un medico e non mi prendo la responsabilità di dirvi cosa dovete fare su queste problematiche, okay? Poi posso indicarvi cosa farei io su di me, che, lo dico dal 2021, che sono sempre le solite tecniche.
Però capisco che l'ego vi può sempre dire: "Eh no, però è una problematica strutturale qua, perché hanno trovato un'ernia, perché c'ho la protusione, perché c'ho l'artrosi", cose che possono essere assolutamente asintomatiche al 100%, okay? Ogni persona ha il suo caso, ovviamente. Ecco perché vi indico sempre di fare il test sul sito web. Peccato però che non parla okay, boh, quelli li ho letti tutti. Ragazzi, buona serata, spero di avervi aiutato almeno 1% oggi e ci vediamo alla prossima. Ciao.